Io 20 anni fa sono stato segretario della Lega per l'Est. Infatti, no, ma ne ho altri, molti inconfessabili. Però da quel momento fui allontanato e da quel momento ho sempre avuto difficoltà a individuare e identificarmi un partito nazionale. Io li chiamo così, li divido fra partiti territoriali e partiti nazionali. Infatti da qualche anno o da sempre io mi sono avvicinato a un partito territoriale, a una civica, e in qualche maniera ho cercato di portare avanti questo progetto e devo dire con scarso successo. Però non ho mai fatto altre scelte che non siano il territorio. Questo perché non è che mi manchi l'ambizione, perché l'ambizione mi va, però molte volte non riesco a andare contro il mio carattere. Io perché ho detto questo? Perché voglio che il Comune di Este comunque discuta di questo referendum. Io questa serata, anche se non ho fatto il mio dovere fino in fondo all'interno di questa civica, perché non sono riuscito a convincere i rappresentanti di questa civica in Este a dare la possibilità di votare in consiglio o a dare la possibilità comunque di dare la voce ai venti, visto che io ho sempre identificato le civiche come una civica trasmissione del territorio, dove il loro compito non è imporre, ma il loro compito è permettere che il territorio si esprima. Non ho mai preteso che qualcuno avesse la mia idea. Qui questa sera ho visto tanti consiglieri del Comune di Este e ne ho visti a sufficienza affinché questa mozione venga portata a votazione, dove che ogni consigliere del Consiglio Comunale si possa esprimere a favore o contro, anche della possibilità di esprimersi. Quindi mi auguro, adesso abbiamo fatto parlare il consigliere che era previsto in scaletta, il consigliere Taramella, testimonial, però dopo incentivo gli altri consiglieri comunali di venire fuori e dirla propria, perché è una cosa che ci teniamo in maniera particolare. Adesso devo concedere assolutamente il microfono. Paolo, vuoi dire due cose? No, ok. Allora, intanto buonasera, mi è molto piacere di essere qua con i nostri ospiti. Mi è piaciuto molto l'entusiasmo che ho sentito questa sera, entusiasmo che appunto ci rende anche partecipi. Diciamo che abbiamo tentato già 2 volte di presentare prima mozione, poi ordine del giorno. Sicuramente adesso ci riproveremo e vista anche questa serata sono convinta che insomma ci sarà un atteggiamento diverso, sicuramente positivo. Però vorrei fare anche, si può fare qualche critica? Allora, prima di tutto alla Regione Veneto, perché la Regione Veneto l'anno scorso aveva votato la risoluzione numero 44 e appunto parlava di questo argomento. E poi l'hanno lasciata chiusa in un cassetto. Tanto è vero che poi, cioè che sarebbe stata la maggioranza per poter andare subito avanti con questo argomento. È dovuto intervenire un consigliere regionale ex UDC per prendere in mano questa questione, per presentare la sua mozione, anzi la proposta di legge, che poteva essere fatta benissimo in breve tempo, poteva essere fatta ed diventare un fiore all'occhiello della maggioranza, perché adesso io mi chiedo anche come i veneti si porranno di fronte a questo fatto. Cioè, sicuramente in un atteggiamento, se non altro,
di criticità, perché la domanda che si pone è: perché è stata lasciata in un cassetto questa cosa e non è stata portata avanti? Se una proposta è positiva, bisognerebbe poi portarla avanti, o non ci si crede, oppure ci sono stati degli intoppi, ci sono state delle motivazioni che non hanno reso possibile la realizzazione o comunque la presentazione della proposta che sicuramente avrebbe ottenuto un risultato diverso, e sicuramente non si sarebbe arrivati allo scandalo di quel giorno, che giorno era, quando ci siamo trovati a Venezia, lì quando si doveva votare questa proposta di legge, e questo è stato il risultato. Poi devo fare ancora qualche altra considerazione. Vabbè, che ho già anticipato, ho presentato già, eccetera, il però perché adesso arriviamo al dunque su este, parliamo di este. E poi un'altra cosa, questa è una posizione, una situazione, abbiamo detto, che tocca trasversalmente, o comunque che dovrebbe toccare trasversalmente tutti i partiti, tutte le posizioni più o meno, insomma, ideologiche o cose del genere. Però mi pongo un dubbio. Per esempio, parliamo della Lega Nord, come farà la Lega Nord ad appoggiare il plebiscito 2013 o il referendum, o i vari partiti, diciamo, venetisti, il referendum per l'indipendenza del Veneto, quando il segretario nazionale del Veneto il 26 ottobre va a Palermo a fare il comizio, va a cercare alleanze con i calabresi, con i campani, quando va a fare l'alleanza con Fratelli d'Italia? Credo che ci sia qualche difficoltà, qualche criticità, se non altro qualche contraddizione. Spero che la cosa si possa risolvere. Bene, anche con questa, così, io credo che questo si può superare quando si parla di amministratori veneti, anche le dimensioni nazionali si superano. Di questo ne sono certo, e l'emozione che ci ha trasmesso Maurizio credo che testimoni questo. Purtroppo siamo ancora in Italia e se si vuole in qualche modo fare politica ci si deve nel frattempo confrontare. Noi per il plebiscito preferiamo muoverci sul Veneto e accettiamo la mano di tutti, partiti nazionali compresi. La Lega, devo dire sinceramente, trasversalmente, monoliticamente ha appoggiato questo referendum, quindi per adesso, Paola, sono riusciti a gestirla questa situazione, dai. Vabbè, non tanto bene. Purtroppo gli ideali, sì, purtroppo gli ideali camminano sulle gambe delle persone, e le persone hanno anche loro delle faglianze. Altri interventi dal pubblico? Onorevole Pro, prego. Buonasera a tutti. Io do già per scontato, secondo me, che noi arriviamo ad avere il referendum. Qual è? Sì, che l'Europa ha vinto e il vero diciamo così, differenza da qualche anno fa o da qualche 20 anni fa, abbiamo una crisi insostenibile e non c'è di meglio che quando la pancia brontola si faccia quel passo che prima dicevamo, ma va dove va la Bossi, dove va questo, dove va questo. Adesso la pancia brontola e il problema di questa cosa diventa imminente. Però guardo già più in là, dico, riusciamo a farlo passare. Allora io vi chiedo, perché ci sarà veramente un'opera di convincimento, non pensate, se già nei consigli comunali si fa fatica a far passare la mozione, possiamo pensare anche al dopo. 100 paesi sono tanti, qualcuno l'ha solo votato perché tanto non ci farà niente, però dobbiamo guardare il dopo. Il dopo, io vi dico solo una cosa, noi siamo conosciuti nel mondo perché abbiamo costruito Venezia. Venezia si fa solo con chi ha una manodopera specializzata. Venezia si fa solo, l'ha fatta solo i veneti. La facciamo e siamo bravi in Veneto, siamo grandi imprenditori, siamo grandi esportatori, purtroppo con questa massa, diciamo così, italica sopra non riusciamo più a esprimersi come sappiamo fare noi. Però
abbiamo una praticità e un pragmatismo che è unico, è solo veneto. Questo pragmatismo, questa semplicità che ci contraddistingue nell'economia, dobbiamo spostarli in politica. Solo così noi ci riprendiamo il nostro territorio e diventiamo Medi Veneto veramente. Grazie. Scusate l'intervento, so la signora che siga dai capelli rossi. Quello che volevo dire era un semplice intervento, io sono molto pratica e immediata nelle cose, poche parole e vado al punto. Allora, io sono un consigliere comunale e sono una carrarese, cioè abito a 2 Carrare, terra madre dei carraresi, con Venezia ne avevamo tanto a che fare. Quello che io volevo dire era l'orgoglio, noi abbiamo un orgoglio, sono un consigliere che ha presentato questa mozione, ho chiesto collaborazione al PDL e mi è stata negata. Io questa cosa, il PD ha nicchiato, si è stenuto e questa cosa fa male perché abbiamo una cosa in comune, come qualcuno ha detto e mi sono piaciuti gli interventi del sindaco di Silea, di Maurizio Conte e anche di Caon che è andato via, del deputato Caon, sono molto pratici, siamo persone pratiche, pensiamo alla nostra terra, noi dobbiamo avere presente la nostra identità, noi vediamo la sofferenza e in questa sofferenza è una perdita di dignità che abbiamo davanti a tutto il mondo e prima di tutto non solo l'Europa ma davanti alla nostra Italia. Stiamo perdendo terreno e perdiamo la cognizione di quello che sta capitando. Io credo che quindi sia indispensabile, se c'è questa mozione portata in Consiglio Comunale a Este, io credo che sia indispensabile che ci guardiamo tutti negli occhi e diciamo abbiamo una cosa in comune, portiamola avanti. Abbiamo la nostra gente che sta veramente morendo di fame, ma abbiamo delle potenzialità incredibili. Qualcuno ha detto bene, siamo dei grandi artigiani, siamo dei grandi lavoratori e abbiamo delle grandi menti e una grande storia da portare avanti. Questa è l'unica cosa che volevo dire e mi premeva di dire solo con una frase: siamo veneti e basta.